Qui di mezzo ci sono nelle due banche 205.000 azionisti che rischiano di perdere tutto. E penso sia doveroso un intervento autorevole da parte del governo. La Regione, se può, farà sicuramente la sua parte, visto e considerato che non possiamo dilapidare un patrimonio così importante nelle famiglie dei veneti. Chiaro il messaggio che parte dal Veneto per Roma. Dopo l'operazione salvataggio delle 4 banche commissariate, il governo, ma anche Banca Italia e BCE, intervengano a salvaguardia dei risparmiatori di Veneto Banca. Direi innanzitutto di guardare quello che sta accadendo ed è accaduto all'estero. Diciamo che all'estero si aiutano, si salvano le banche. Penso a quello che è accaduto in Spagna piuttosto che in Germania. Salvare il risparmio in Veneto Banca, ma sostenere le imprese che hanno investito in azioni a garanzia dei propri fidi. Molte di queste piccole imprese che si sono indebitate ed hanno le azioni in pancia sono azioni che dovranno essere svalutate o rivalutate nei bilanci. Certo è che questa svalutazione del valore delle azioni per alcune imprese potrebbe essere drammaticamente disastrosa, perché se il bilancio non tiene l'azienda rischia di implodere e quindi di fallire. La dimostrazione che l'affaire Veneto Banca colpisce a fondo l'economia della Marca e del Veneto. Perdere questo patrimonio significa mettere sicuramente a pane d'acqua molti risparmiatori e piccoli azionisti, e dall'altro perdere un sistema di credito che sul territorio è sempre stato presente. Per questo Zaia si aspetta un'attenzione forte dal governo. Che riconosca ai veneti che comunque il conto salato non lo possono pagare i piccoli risparmiatori. Ma il presidente è preoccupato anche per l'identità del credito veneto, che nella migliore delle ipotesi ora finirà in mani internazionali, quando poteva diventare leader inattaccabile non solo del proprio territorio. Fondiamo le due banche, ascoltiamo le indicazioni di Banca d'Italia, sarà una pillola amara, ma comunque iniziamo un percorso. Se allora si fossero fuse le due banche, molto probabilmente la storia oggi sarebbe cambiata.